Il rischio è l'avvio di un braccio di ferro istituzionale senza precedenti fra Roma e Palermo, tra Stato e Regione. Al centro del contendere la manovra finanziaria e l'esame dell'esecutivo Crocetta, ma che attraverso l'assessore all'economia Alessandro Baccei il governo Renzi intenda mettere mano. E già da Palazzo Chigi partono prime contestazioni dopo aver espulciato fra entrate e uscite per la prima volta la Ragioneria Generale dello Stato muove in modo formale dei rilievi sui conti della Sicilia. Atto preliminare per un'impugnativa del bilancio provvisorio approvato a metà gennaio. Sarà il Consiglio dei Ministri a decidere martedì in una seduta a cui verrà probabilmente chiamato a partecipare anche il presidente Crocetta. Roma contesta la mancata corrispondenza fra entrate e spese, soprattutto quelle legate al pagamento dei precari e al finanziamento degli enti regionali. Nel bilancio messo a punto dall'assessore Baccei le entrate sarebbero insufficienti a dare copertura certa alle spese, seppure per i primi 4 mesi. L'assessore ha scelto di dare copertura ad alcune spese solo per 4 mesi, inviando tutto alla manovra di maggio. Invece, secondo Roma, bisognava individuare subito un budget annuale e poi autorizzare spese solo per i primi 4 mesi. Intanto contro la finanziaria si scagliano gli enti locali. A Villani Scemi si sono riuniti per contestare i tagli ai costi della politica che il governo regionale vuole introdurre. I presidenti e i vicepresidenti dei consigli comunali siciliani, chiamati a raccolta dall'ANCI. Al termine è stato stilato un documento da sottoporre a tutti i parlamentari e all'assessore Baccei. In particolare viene contestata la bozza di riforma sulla quale il governo sta lavorando e che al momento prevede un tetto alle sedute di consigli e commissione rimborsabili 60 in un anno. Con l'adeguamento al resto d'Italia, lo stipendio del sindaco di Palermo, attualmente di 10.000 euro lordi, scenderebbe per esempio a poco meno di 9.000, mentre un consigliere del capoluogo con il tetto a 60 sedute annue passerebbe da 39.000 euro lordi a 9.000.